Ciao amici, oggi sono io, Lorenzo, in un nuovo video su Minecraft sulla Play. Sì, scusatemi se per il mio primo video avevo sbagliato il titolo, ma non ne succederà mai più. E se non lo sapete, ora io sono in Ah, già ve l'ho detto all'inizio, scusatemi. Se non lo sapete, Minecraft l'avevano aggiornato molto tempo fa, poco tempo fa diciamo, nella 1.16 e ci avevano messo nuovi meccanismi, per esempio, pure nuovi blocchi, per esempio questi, le argille, il comparatore, l'hopper, il triple chest e questi due cosi, pure questo coso, e pure questo e questo nuovi. Non hanno pure nulla. Ah, sì, pure le hanno pure per i cavalli, la cinghia e vabbè, poi i cavalli, i pipistrelli e le streghe e questi qui. Beh, io oggi volevo farvi vedere un video di questo coso, sarebbe l'autoammazzatore di Creeper. Scusatemi, ma ieri sera ho scaricato un po' il telefono. E noi ora faremo così, si attiverà un meccanismo continuo che sparerà in continuazione Creeper. Sì, scusatemi la pronuncia, Creeper. Poi la torcia. Qui ci saranno le Creeper. Questa leva. E li ammazzerà. Forse era meglio se mettevo del vetro qui. Anzi, lo metto subito. Che cosa servirebbe questo meccanismo? Che utilità c'ha? Di darci soltanto quello. Polvere da sparo. Dato che il mio sito YouTube sarebbe Lorenzo Ferro, in realtà io mi chiamerei Lorenzo 90 YouTube, però mi ha messo automaticamente Lorenzo Ferro, non lo so perché, e ora non so nemmeno se come si fa a cambiare. Quindi vabbè, andiamo a vedere come si costruisce. Tanto prendiamo i materiali. E niente, cominciamo. No, aspetta, no, oddio, che materiale devo prendere? Ah, giusto questo, vai, andiamo subito a fare vedere. Mettendo una chest, dove lo metto? Qui, ecco, prendo shift, poi si collega tutto a hopper. Prendo sempre shift, se no ve lo apro così senza piazzarlo. Buttiamo questo che non ci serve più. E poi questi, gli slab, sempre prendendo shift, si posizionano, che se no, vabbè, già ve l'ho detto troppe volte. Poi infine e poi mettere i blocchi a caso. Non ripeterò l'errore di prima che ci avevo messo. Allora, metto così e si mette un pistone qua. Assicurato che sotto il pistone ci sia questo. Un blocchetto dove mettere poi la leva. Poi ci servirà il glass. Vabbè, il glass per far vedere come li ammazza.
Non so perché ho preso la bedrock. Si posiziona un dispenser e un comparatore con un repeater subito. Vai, devo fare così, e se no, perché se noi mettiamo un adesso qui, si collega a questo e si sbloccherà il meccanismo. E poi copriamolo perché se no poi sai dove mi spara di fuori, esplodo. Ma non è vero che ora esplodo. Ok, appena avevo finito. Scusate, mi dà troppo fastidio. Andiamo qui. Questo, caso, vado, vai. Non so perché sto usando io. Io volevo. E no, l'unica cosa che metterebbe qui, andrà qui e là. Non me lo deve droppare a me, lo spara e andrà dentro a quella cesta. E niente, per farvi vedere così come ammazza i creeper. Ecco, ora li spawn. Un po' si fanno danno adesso. Poi dovrei mettere questo per bloccare il meccanismo. Quindi mettiamo giusto, infatti che i blocchi in realtà siamo qui, ci mettiamo poi ricopritelo, ora soltanto per farvi vedere i blocchi che vi piacciono eccetera, e così ecco sono morti. La polvere tesoro qui dentro. Bene, questo qui è tutto quello che vi volevo far vedere. E ditemi se fare dei video sui giochi horror o se no di fare ancora Minecraft. Ciao, e che bug era, e alla prossima. Buona giornata. Ciao. Scherzavo. Ancora vi fare vedere un meccanismo. Vabbè, il prossimo meccanismo sarà questo qui, che vi farò vedere nella prossima puntata però. Ciao.